attenzione, palla buona per il numero 11 Giovanni Aiello, la super parata di Contino che salva i padroni di casa dopo 45 secondi. Bolognetta vicino al vantaggio. Tutto il mondo, attenzione, rischia l'Atletico Raffadali, poi Milisenda chiamato al rilancio lungo. La palla rimane lì, attenzione, la recupera il centravanti, Gullo va giù, Gullo fischia l'arbitro, cartellino giallo per Gullo, ammonito per simulazione il centravanti della squadra ospite. Chiude benissimo l'Atletico Raffadali che poi riparte in contropiede, attenzione Bruno, Martorana. Siamo giunti al minuto 16 del primo tempo, attacca l'Atletico Raffadali, tutto il mondo va sul fondo, cross, poi ci mette la mano nel portiere Barone, sarà angolo per l'Atletico. Servono i 3 punti alla squadra di casa per sperare di vincere il campionato. Attenzione Bruno, il cross invitante, Barone smanaccia via il pallone, arriva tutto il mondo, la ributta dentro, la palla è buona, prova l'acrobazia il Raffadali, ancora la conclusione di Caci, si salva il Bolognetta, poi ci prova Piazza che va giù, punizione per gli azzurri. Parte Piazza, la conclusione, palla sul fondo, fischia Cusenza, parte Salerno, poi Gullo, la conclusione, palla sull'esterno della rete, sarebbe stato un super gol. Bolognetta vicino al vantaggio, Milisenda, Favatella. Lo stop per Favatella, palla lunga a cercare la punta, attenzione, buona chance per Salemi, Salemi indietro, il passaggio, arriva tutto il mondo, tiro sul fondo. Poi Caci, sta crescendo l'Atletico Raffadali, Martorana, bene per Soldano che serve Bruno, attenzione Bruno, si accentra il numero 8, la conclusione, allontana Aiello, ancora Bruno, un'altra chance per Atletico. La palla ancora buona per Martorana, la super parata di Barone, palla gol per i locali. Al 42esimo del primo tempo, non c'è un attimo di pausa, ancora Bruno, è un assedio alla porta di Barone, Martorana indietro per il numero 4, gol, Soldano, si sblocca la partita, in vantaggio l'Atletico Raffadali con un super gol di Soldano che va a prendersi poi l'abbraccio dei tifosi. Eccolo qui, Soldano e il capitano Milisenda sotto la tribuna coperta. Al 42esimo, Atletico Raffadali 1, Bolognetta 0. Secondo minuto della ripresa, punizione per l'Atletico Raffadali, fischia Cusenza, parte Bruno, palla sul fondo altissima sopra la traversa, si allontana l'arbitro Cusenza, il suo fischio, parte Bruno, la palombella, ancora un tiro, traversa e poi salva tutto Aiello, un tiro che è stato fermato dal vento e si è stampato sulla traversa. 14esimo minuto della ripresa, punizione per il Bolognetta sotto di una rete, parte la Barbiera e poi il portiere Contino fa su il pallone. 18esimo della ripresa, punizione per il Bolognetta sotto di una rete, attenzione, fischia Cusenza, parte Raineri, la conclusione sul fondo, si salva l'Atletico Raffadali. 30esimo minuto della ripresa, punizione per l'Atletico, Bruno, la super parata di Barone in calcio d'angolo, parte Piazza, la palla in aria, attenzione Martorana di testa, poi Favatella abbatte un avversario, poi ne abbatte un altro e arriva il giallo per Favatella. Angolo per Gullo, 31esimo della ripresa, la palla in aria di testa Salerno, alto di pochissimo, Bolognetta vicino al pari. 33esimo del secondo tempo, attenzione Raineri, giù, abbattuto, protesta il Bolognetta. Angolo per il Bolognetta, attenzione Aiello di testa, palla al lato, avanza il neo entrato Castaldo, spinto alle spalle, ancora Castaldo, mette il turbo sulla fascia sinistra, abbattuto senza che l'arbitro interviene, attenzione, Castaldo si vendica, arriva l'arbitro, cartellino rosso per Castaldo che va sotto la doccia, cerca il pari il Bolognetta, la palla è lunga, attenzione.
Numero 2, La Sala, clamorosamente fallisce il pari sotto porta. Finisce qui la partita, vince l'Atletico Raffadali. Missione compiuta, avete vinto lo scontro al vertice, ma quanta fatica però. Sì, è stata una partita difficilissima, sapevamo che l'avversario era tosto, abbiamo preparato bene la partita questa settimana. Alla fine i ragazzi ce l'hanno fatta, ce l'abbiamo fatta, ce lo meritiamo per i sacrifici che abbiamo fatto, per i sacrifici che sta facendo prima di tutto la società. Quindi oggi è stata una giornata di festa per noi vincere questa partita e speriamo bene per il campionato. Ci racconti l'azione del gol e cosa hai provato nel mettere dentro quel pallone? Allora, Martorano ha fatto una bellissima sponda, io ho calciato di prima, mi sono liberato proprio in una maniera assurda, ma ho provato un'emozione grandissima. Dedica particolare per questo gol? Ai ragazzi che erano in tribuna, soprattutto a Sciortino che ci segue sempre ed è un grande. La tua squadra è pronta per il salto di categoria, per la prima categoria? Io penso di sì, perché c'è un gruppo giovane, corriamo tutti, sappiamo giocare a calcio e siamo convinti che facciamo bene anche in prima. Cosa ha fatto oggi la differenza tra la sua squadra e l'Atletico Raffadali? No, penso che sono le squadre più informate del campionato, che hanno dimostrato, non credo in questa partita di oggi, il loro potenziale tecnico, perché penso che in altre occasioni sia il Raffadali sia il Bolognetta hanno fatto delle partite migliori. Credo che forse la troppa tensione, insomma, ti mette un po' di paura, un po' di preoccupazione e magari non ti riesci a esprimere al meglio. Oggi noi eravamo in difficoltà a centrocampo e si è visto perché non giochiamo mai lanciando le punte con sti palloni sporchi, ma abbiamo il centrocampista che mi mancava, l'altro non stava al meglio, è uscito fuori, quindi inventi un centrocampo la squadra non può giocare più come sa giocare. Però il Raffadali ha fatto la sua partita e ha meritato alla fine insomma anche il risultato. Peccato per le palle gol sciupate, ma chi sbaglia paga.